Quasi 6 studenti in terza media su 10 da settembre riempiranno le aule di un liceo, 3 su 10 andranno in un istituto tecnico, solo uno sceglierà un istituto professionale. I dati presentati ieri dal Ministero dell'Istruzione e del Merito vedono la Sardegna confermare sostanzialmente il dato nazionale. Il liceo resta la scuola superiore preferita dagli studenti, con una percentuale di iscrizione nell'isola più alta di oltre 2 punti percentuali rispetto a quella nazionale. Il liceo preferito resta saldamente lo scientifico, uno studente su 4 frequenterà uno dei suoi indirizzi. Bene anche per il liceo delle scienze umane, che in Sardegna è stato scelto da circa il 10% degli studenti. Il liceo delle scienze umane cresce. Il liceo economico-sociale, che è una costola del liceo delle scienze umane, si afferma e si conserva sulle posizioni dell'anno scorso. Cosa dire? Insomma, la formazione liceale certamente è una formazione completa, è una formazione profonda. Per quanto riguarda i tecnici, c'è una tenuta degli istituti tecnici, soprattutto degli agrari, dell'istituto tecnico agrario, che incontra sempre molto favore. Per quanto riguarda invece gli altri indirizzi più specifici, in modo particolare i professionali, il discorso dei professionali purtroppo ha una concorrenza anche sul lato privato, e io credo che ci sia poca conoscenza da parte delle famiglie delle opportunità che vengono offerte dai professionali statali. E fa discutere il flop del liceo del Made in Italy, che a livello nazionale ha raccolto solo 375 iscrizioni. Per quanto riguarda noi del liceo Satta, non c'è stata nessuna pregiudiziale nei confronti del liceo dei Made in Italy, anzi diciamo che c'è anche molta curiosità, però il punto è che al momento non sono noti i piani orari dell'intero quinquennio.